Concedetemelo, prima di iniziare il video volevo ringraziare Alex per aver presentato in anteprima i nuovi bicchieri del Soccorso Alpino in collaborazione con il gruppo Alcolisti Anonimi, enormi e fluo realizzati per facilitare i soccorsi nel ritrovamento degli escursionisti diversamente astemi. Il ragazzo se li portate in zaino tutto il giorno per poi sfoggiarli in vetta, sicuro di tenere in mano qualcosa che, dopo la muraglia cinese, sia visibile dalla luna. Grande Alex! Siccome volevo aumentare il numero di iscritte al canale, ragazze, io mi sono dato da fare e ho tirato fuori il meglio del Friuli Venezia Giulia. Belli, simpatici e montanari. Vicino a loro mi sento tipo un po' come Mastro Geppetto e un po' il nano brutto della Loacker, quindi via si parte. Home point updated. I don't need to be healed. And I don't want to move on, you know. I don't need to be healed. Ma chi sono questi due baldi giovani? Anche se non sarebbero necessarie spiegazioni, giusto un piccolo ripassino. Il buon Enrico, che già conoscete, con il quale ho fatto diverse collaborazioni, appassionato di droni, gestisce ormai da circa 12 anni il canale Hiking White My Drone. Abbiamo fatto insieme il Bianchi e più di una volta mi ha risolto grandi problemi di produzione arricchendo i miei video con le sue bellissime dronate. Alex, in arte dona, cognome abbreviato ma degno d'essere personaggio della sagra di Harry Potter, Donadonibus. Anche lui è appassionato di montagna, tanto da essere ingaggiato dall'ente turismo Friuli Venezia Giulia per varie collaborazioni. Ecco, ci siamo trovati e abbiamo fatto disastri. Sei completamente contro luce, dovresti entrare dalla finestra di là. Ciao. Vieni qua che ti abbraccio perché di là c'è il gatto. C'è Marta in follia. C'è buona luce. Adesso è la buona luce. Ma adesso torniamo a noi per spiegare quello che interessa a voi. Oggi faremo un monte con ben due cime che, nonostante la modesta quota, offre un bellissimo panorama a 360 gradi sulle Alpi Carniche e Giulie e su gran parte della Val Canale. So now I'm safe in a sea for you. I see our future in our mind. Oh baby, I know you would be surprised. Noi, per evitare il pezzo di statale, la facciamo un po' più lunga e alla fine del video ve lo mostro tutto sulla carta tabacco come sempre. Se proprio volete, senza salire su, da qui prendete la traccia nera che taglia una parte del percorso. Comunque tranquilli, ve lo spiego tutto alla fine. I don't wanna be just a memory on a screen. I am waking up from a dream. Baby, come Bene, arrivati a questo punto lasciamo il sentiero delle Malghe che procede verso su per prendere il 504A che ci fa fare una svolta e poi scenderemo per proseguire dall'altra parte dell'autostrada il sentiero che ci porterà su al Monte Nebria. Vero Enrico? Sì, ok. Ti vedevo distratto. Ok, dopo ti interrogo. I don't wanna be just a memory on a screen. Bene, allora raggiunta la strada si svolta a destra e arrivati allo stop di nuovo a sinistra per continuare a prendere il sentiero, appunto. Detto bene? You can't tell me a damn thing. I'm lost, at least it's a daydream. I turn into a hole. My days don't stop till my legs weak. My heart is beating like crazy. Does it all to a tune of its own. Truth, I don't know if I can get a hold on me and I lose control. I think it feels a lot like free when I lose my hold. Allora, cima del Monte Nebria raggiunta, sono più o meno 400 metri di dislivello, 1200 metri la cima. Oggi giornata
incredibile e speciale perché sono in compagnia di Enrico e Alex. Poi vi metterò segnati sotto i loro canali YouTube, andateli a vedere assolutamente perché sono bravissimi. E come sempre lasciamo il sassolino del sorriso. Questo qua l'ha fatto Cristina, ha fatto una bellissima farfalla in onore di queste temperature praticamente primaverili e siamo a febbraio e questo non va benissimo. Chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Quindi adesso andiamo avanti. Allora, adesso vi stiamo insegnando le nuove tecniche di sopravvivenza. Adesso non arriva più il San Bernardo, No. ma col fiasco di grappa. Arriva Alex Dona col merlottino. Ho detto un'altra cosa poi, Che cosa? che regala una bottiglia a tutti gli iscritti. Bellissimo. Cacchio. Però adesso mi devi dare una mano che ho tirato troppo. Non lo rompere, mi No, mi raccomando. raccomando. Tu prova a immaginare che sia un dente. Ecco, vedi? No, ma perché che lavoro fai? Odontotecnico. Ok, benissimo, solo per quello sarà la Solo per battuta. quello. Grazie. Viva! Cin cin, a noi, all'incontro ragazzi. Super, cin cin. Questa escursione, per quanto semplice, va tenuta in considerazione perché una volta raggiunta la vetta, il paesaggio che si apre dinanzi a noi è veramente incantevole. Abbiamo scelto di fermarci in cima fino al tramonto, lasciato la fretta a casa e ci siamo goduti la giornata al pieno. Just you and me. I need a little break from the city. It's been so long. Essendo un percorso non complicato e ben segnalato, questa meta può essere un'idea per un rientro in notturna adatto anche a chi ancora non ha molta esperienza. Il rientro è stato piacevole e per nulla complicato. Per festeggiare questa grandissima uscita, il liquorino finale, assolutamente. Ah, ecco qua. Cin? Ok. Cin. Per completare la giornata siamo andati a San Daniele del Friuli presso il ristorante Ai Bintals, dove mi hanno servito il piatto di prosciutto più grande che abbia mai visto. Formaggio, ricotta, carciofi e funghetti, tutto delizioso, ve lo consiglio. Jordi, così non si può. Adesso come sempre vi mandiamo alla cartina tabacco per spiegarvi il percorso che abbiamo fatto. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima! I'm taking you. Let's see the sun and have some fun. I'm so tired of living life in gray, babe. And you deserve to see the world. So tell me